James Howard nacque nel Regno Unito nei primi decenni del Novecento, in un'epoca in cui il volo civile stava passando dalla fase pionieristica a quella industriale e commerciale. Cresciuto in un contesto profondamente segnato dalle due guerre mondiali, sviluppò fin da giovane un forte interesse per l'aviazione, attratto non solo dall'aspetto tecnico del volo, ma anche dalla disciplina e dal rigore richiesti ai piloti professionisti. Dopo la formazione iniziale e il servizio durante gli anni bellici, Howard intraprese la carriera di pilota civile, entrando a far parte della BOAC, la compagnia di bandiera britannica prima della nascita della British Airways. Volare per la BOAC negli anni 50 significava essere selezionati con criteri estremamente severi: ore di volo elevate, addestramento strumentale avanzato, capacità di navigazione astronomica e una profonda conoscenza dei limiti aerodinamici dei velivoli dell'epoca. All'inizio degli anni 50, James Howard era già un comandante esperto, abituato a rotte lunghe e impegnative, spesso su aeromobili a pistoni come i Lockheed Constellation o i Boeing Stratocruiser, che volavano a velocità di crociera comprese tra i 450 e i 550 km/h, a quote che potevano superare i 6.000-7.000 metri. Era un periodo in cui il radar di bordo era ancora rudimentale e l'osservazione visiva restava una componente essenziale del lavoro del pilota, soprattutto nelle fasi di navigazione in condizioni notturne o in cieli relativamente liberi dal traffico aereo. Le prime esperienze che Howard avrebbe poi definito ufologiche risalgono al 1954, un anno particolarmente intenso per le segnalazioni di oggetti volanti non identificati in Europa e nel Regno Unito. In quel periodo, l'attenzione dell'opinione pubblica era già stata catturata da casi precedenti, ma il racconto di un pilota di linea, in servizio attivo e con una reputazione professionale solida, ebbe un impatto del tutto particolare. L'evento più noto avvenne durante un volo notturno di linea, mentre Howard era ai comandi di un aereo BOAC impegnato su una rotta internazionale. Le condizioni meteorologiche erano buone, il cielo limpido, con visibilità eccellente e assenza di fenomeni atmosferici anomali. Secondo quanto dichiarò in seguito, l'oggetto apparve improvvisamente nel cielo a una quota stimata leggermente superiore a quella dell'aereo. Howard descrisse una luce intensa, ben definita, non intermittente, che non presentava le caratteristiche tipiche delle stelle, dei pianeti o di altri velivoli convenzionali. La luminosità era tale da attirare immediatamente l'attenzione dell'equipaggio, ma non abbagliante, e sembrava concentrata in una struttura solida, non diffusa. L'oggetto manteneva una traiettoria stabile per alcuni istanti, come se stesse osservando o affiancando l'aereo, per poi iniziare una serie di manovre che Howard definì impossibili per qualsiasi tecnologia aeronautica conosciuta all'epoca. Howard stimò che l'oggetto fosse in grado di accelerare da una velocità apparentemente comparabile a quella dell'aereo, circa 500 km/h, fino a superare rapidamente i 3.000-4.000 km/h, il tutto senza alcun rumore percepibile e senza lasciare scie visibili. Le variazioni di velocità avvenivano in modo istantaneo, senza le transizioni tipiche dei velivoli a reazione, che proprio in quegli anni stavano entrando in servizio ma mostravano ancora limiti evidenti in termini di accelerazione e manovrabilità. Uno degli aspetti più colpenti del racconto di James Howard riguarda le manovre angolari dell'oggetto. Egli riferì che l'UFO era in grado di cambiare direzione con angoli prossimi ai 90 gradi, senza descrivere archi di virata e senza perdita apparente di velocità. In termini aerodinamici, una manovra del genere avrebbe comportato forze centrifughe enormi, incompatibili con la resistenza strutturale degli aerei conosciuti e, soprattutto, con la sopravvivenza di eventuali occupanti. Howard, forte della sua esperienza, sottolineò più volte che nessun aereo a pistoni o a reazione degli anni 50 avrebbe potuto sostenere accelerazioni di quel tipo senza disintegrarsi. Durante l'avvistamento, l'oggetto sembrava muoversi sia su un piano orizzontale sia verticale,
compiendo rapide salite e discese. Howard stimò variazioni di quota dell'ordine di migliaia di metri in pochi secondi, suggerendo velocità verticali superiori ai 10.000 metri al minuto, valori completamente fuori scala per l'aviazione dell'epoca. L'assenza di rumore, di vibrazioni e di effetti aerodinamici visibili, come turbolenze o scie di condensazione, rafforzò in lui la convinzione di trovarsi di fronte a qualcosa di radicalmente diverso da qualsiasi mezzo convenzionale. Dopo l'atterraggio, James Howard redasse un resoconto dettagliato dell'accaduto, come previsto dalle procedure interne della compagnia in caso di eventi anomali. In seguito, su richiesta di ricercatori e giornalisti, realizzò anche dei disegni dell'oggetto osservato. Questi schizzi, divenuti celebri nel tempo, mostrano una struttura discoidale, con un profilo netto e una superficie apparentemente liscia. Howard indicò una sorta di cupola centrale, leggermente rialzata rispetto al corpo principale, e una luminosità concentrata lungo il perimetro o in punti specifici della struttura. Nei filmati e nelle interviste d'archivio, girati negli anni successivi, Howard appare calmo, misurato, attento a non eccedere in interpretazioni personali. Si limitava a descrivere ciò che aveva visto, ribadendo la difficoltà di conciliare quell'oggetto con le conoscenze aeronautiche del tempo. Spiegava come, da pilota, fosse addestrato a riconoscere pianeti, stelle, meteore, palloni meteorologici e altri aeromobili, e come nessuna di queste categorie potesse adattarsi al comportamento osservato. Un elemento tecnico che Howard sottolineò più volte riguarda la distanza stimata dell'oggetto dall'aereo. Basandosi sulla luminosità apparente e sulle dimensioni percepite, ipotizzò che l'UFO si trovasse a una distanza di alcuni chilometri, probabilmente tra i 5 e i 10 chilometri. A quella distanza, le dimensioni reali dell'oggetto sarebbero state considerevoli, con un diametro stimato tra i 20 e i 40 metri, ben superiore a quello di qualsiasi velivolo sperimentale noto all'epoca, soprattutto se associato a prestazioni così estreme. Howard dichiarò anche che l'oggetto sembrava reagire ai movimenti dell'aereo, come se fosse consapevole della sua presenza. In alcuni momenti, l'UFO avrebbe mantenuto una sorta di formazione parallela, per poi allontanarsi improvvisamente a velocità elevatissima, scomparendo in pochi secondi all'orizzonte. Questo allontanamento finale fu descritto come una rapida accelerazione rettilinea, senza variazioni di traiettoria, fino a diventare un punto luminoso e poi svanire del tutto. Negli anni successivi al 1954, James Howard continuò a volare per la BOAC, senza che la sua carriera subisse interruzioni o ridimensionamenti. Questo aspetto contribuì a rendere il suo caso particolarmente discusso, poiché dimostrava che le sue dichiarazioni non erano considerate incompatibili con il mantenimento delle responsabilità di comando su voli di linea. Continuò a essere intervistato in diverse occasioni, soprattutto negli anni 60 e 70, quando l'interesse per il fenomeno UFO conobbe nuove ondate di attenzione mediatica. Nei resoconti più tardivi, Howard rimase sempre coerente con le dichiarazioni iniziali. Non aggiunse dettagli sensazionalistici né modificò in modo sostanziale la descrizione dell'evento. Ribadì più volte che il punto centrale della sua esperienza non era l'interpretazione dell'oggetto, ma le sue prestazioni, velocità estreme, accelerazioni istantanee, manovre angolari impossibili e assenza di caratteristiche tipiche dei velivoli convenzionali. Per lui, questi elementi tecnici costituivano il cuore del caso. Il racconto di James Howard si inserisce così in una fase storica precisa, quella della metà degli anni 50, in cui l'aviazione civile stava raggiungendo una maturità tecnica significativa, ma non tale da giustificare le prestazioni osservate. Le sue dichiarazioni, corredate da disegni e testimonianze filmate, divennero parte integrante degli archivi ufologici britannici e continuarono a essere citate come esempio di avvistamento da parte di un testimone altamente qualificato.
Nel tempo, la figura di Howard è rimasta legata a quell'evento del 1954, che segnò una svolta personale e pubblica nella sua vita. Pur non definendosi mai un ricercatore del fenomeno, né un sostenitore di ipotesi specifiche, lasciò una documentazione precisa e dettagliata di ciò che affermò di aver visto. Il suo contributo consiste proprio in questa descrizione tecnica, sobria e coerente, che ancora oggi viene ricordata per la chiarezza delle osservazioni e per l'attenzione ai dati di velocità, quota e manovrabilità, elementi che continuano a suscitare interesse tra studiosi e appassionati del fenomeno UFO.